Saluto, oggi posso vedere l'identità. Questa è un'aula maiosa che è di moda in mezzo all'impresa, a bordo fino a schiena iscrive proiette. Bisogna che pensa anche che l'identità sia da un monumento frimmo come una rocca. Bisogna che pensa che l'identità sia qualcosa che per tocca da Salim Basarda. Bisogna che pensa anche che l'identità è qualcosa che per tocca da storia. Bisogna che pensa anche che l'identità sia da sue sardos. E io non che in tutto questo vado a fare verità, l'identità è tante cose, l'identità è, io la paragono a una drizza, uno va da storia, lingua, letteratura, mentalità, personalità dei sardos, di un popolo. Tutti i popoli, tutte le comunità hanno un'identità, è un'identità, l'identità. L'identità è su che oggi, intanto ognuno si sente di essere, ischi di essere, ma l'identità è fatta a fine adesso che sono altro, pensa che noi siamo. E a volte queste cose scombinano, a volte scombinano che noi siamo, su che sono altro, non che noi siamo, e a volte non combinano, noi siamo una cosa e gli altri pensano che noi siamo un'altra. E noi siamo in mezzo a tutto questo punto di vista, opinioni, a tutti questi elementi che si abboiano in questa veraula, una veraula che deve avere un significato medio. Questa veraula è l'identità, non è una veraula che non ha un significato via. La veraula d'identità è una parola che imparizza il significato, che cambiano in suo tempo, che cambiano in sa persona che imprega, che cambia da in ambiente dei suoi studi a secondo l'ambito di ricerca, a secondo la materia, la disciplina. Per il psicologo l'identità è una cosa, per l'antropologo è un'altra, per il linguista è un'altra cosa ancora, per lo storico l'identità è statero, e dunque tocca a chi si occupa, chi studia l'identità, una filosofia dell'identità, e io penso che debba fare questo scontro che tutto questo materiale che è a campo a zero di questa parola. Adiós e vostro gracias per aver avuto la pazienza di seguire questa pingola che ho poter fare su taporre.